del premio per la narrativa rosa. Con il romanzo Il figlio di Misery vince Paul Sheldon. Grazie. Voglio dedicare questo meraviglioso premio a tutte voi, signore, e anche ai vostri mariti, se fra loro c'è qualcuno così onesto da ammettere che legge i miei libri. Sapete, oggi va tanto di moda mettere in ridicolo la narrativa rosa, ma io credo che in un mondo così caotico e violento l'amore non sia mai abbastanza, no? 10 anni fa, esattamente questo giorno, andai in Colorado in un alberghetto e scrissi il mio primo romanzo della serie di Misery. Stasera, quando uscirò di qui, mi recherò nello stesso albergo, andrò a sedermi nella stessa stanza davanti alla stessa macchina da scrivere e quando finirò il mio libro fumerò una sigaretta, berrò una bottiglia di Dom Perignon e voi avrete il nuovo romanzo di Paul Sheldon. C'è una domanda classica che tutti fanno sempre agli scrittori: dove le trova tutte quelle idee? Dovunque io vada mi sento sempre rivolgere la stessa domanda: dove le trova tutte quelle idee? Sono certo che se io andassi in paradiso, San Pietro mi accoglierebbe sulla soglia e mi chiederebbe: Paul, dove le trovi tutte quelle idee? Bene, a metà strada fra il mio primo e il mio secondo divorzio, ero in aereo, stavo andando a Denver per una conferenza sulle vendite. Ero depresso per via del mio lavoro e stavo distrattamente sfogliando un giornale dove c'era un articoletto che parlava di un gruppo di turisti bloccati alle Bahamas a causa di uno sciopero del personale di volo. Il titolo recitava Misery in Paradise, dolore, disagio in paradiso. Ebbene, fu in quel momento che mi venne un'idea. E se Misery in realtà fosse una persona? Non sono più andato a quella conferenza, mi sono licenziato e sono diventato uno scrittore. Sono Annie Wilkes, te l'ho detto un sacco di volte. Come ci sono finito qui? È stato un miracolo, non lo si può definire altrimenti. Non mi ricordo. C'è stata una tormenta. Tutti i meteorologi dicevano che era diretta a sud verso il New Mexico. Io stavo comprando il mangime per il bestiame a Sidewinder e Andy Roberts mi ha detto che avrei dovuto sbrigarmi se volevo tornare a casa prima che scoppiasse la tormenta. E io gli ho detto: la tormenta è diretta a sud. E lui mi ha risposto: no, ha cambiato idea. Dovevo tornare a casa per forza perché non c'è nessun altro che dia da mangiare agli animali, solo io. Le persone che abitano più vicine sono i Roydman, ma stanno a miglia di distanza e non gli sono molto simpatica.
Quando è iniziato a nevicare avevo fatto più o meno 5 miglia. Veniva giù veloce, è sempre così da queste parti. Guidavo piano piano coi fari accesi, quando all'improvviso ho visto per terra le tracce di una macchina che aveva sbandato. Se fossi passata un'ora dopo, probabilmente la neve le avrebbe completamente cancellate. Se mi fossi trovata in salita, magari non mi sarei neanche fermata. Non è molto cristiano, lo so, ma non si può essere sicuri di riuscire a ripartire neanche con 4 ruote motrici. C'erano già 9 centimetri di neve sulla strada, Così mi sono fermata e ho guardato giù dal bordo della strada. Ho visto la tua macchina, Paul, vicino al fiume, rovesciata e mezza sepolta della neve. Così sono scesa facendomi strada tra gli alberi e ho sentito un lamento. Eri tu, Paul? Non mi ricordo niente di tutto questo. Quando ti ho tirato fuori avevi un livido in testa, ma quello non sembrava grave. Le gambe invece... Che cos'hanno le mie gambe? Ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. Sapevo che dovevo portarti al caldo, altrimenti saresti morto. Così ti ho trascinato nel furgone. Pensavi una tonnellata. Sei fortunato che non mi arrendo facilmente. E così sono tornata a casa più in fretta che ho potuto, nonostante la paura. Avevi fumato, Paul. L'ho sentito dall'alito. Avevo fumato, avevo anche bevuto, sì, avevo bevuto anche dello champagne perché avevo finito il mio nuovo libro. Oh, sono stato uno stupido. Sì, stupido è proprio la parola giusta. Ero sicura che saresti morto, insomma, ne ero proprio sicura. Quando hai urlato, allora mi sono sentita meglio perché ho capito che ce l'avresti fatta e così ti ho dato un forte antidolorifico. Poi ti sei svegliato e hai ripreso a urlare, allora te ne ho dato un altro. Mentre eri svenuto, ho controllato la tua carta d'identità. E quando ho letto il nome Paul Sheldon ho pensato, oh beh, sarà una coincidenza. Allora sono andata in corridoio a guardare la foto sul retro della copertina di Misery in Francia. E davvero mi sono impaurita, tanto che mi sono dovuta sedere, pensavo che sarei svenuta. Poi ho trovato la tua tessera di scrittore e ho capito che eri proprio Paul Sheldon. Oh signore, Paul Sheldon in persona. Sono sbalordito che lei sappia chi sono. Questa è bella, sono la tua ammiratrice numero 1. La tua ammiratrice numero 1. È per questo che è un miracolo. Prima di andare al negozio di animali sono passata in edicola. Speravo che il figlio di Misery fosse finalmente uscito. Non sono stata fortunata, stavo proprio pensando a te. Hai avuto la febbre per un po', ma ti ho dato delle pillole per mandarla via. Un paio di volte te la sei vista brutta. Nelle ultime 2 settimane sei rimasto quasi sempre privo di sensi. Tanto per cominciare, ti ho nutrito per endovena. Ecco perché hai quei segni sul braccio. Non dovrei essere in ospedale. Qui è molto meglio che in ospedale, perché sono un'infermiera diplomata, quindi non potrei essere curato meglio da nessun'altra parte. Adesso però devi riposarti se puoi guarire. Tra un minuto ti do la medicina. Potrebbe darmela adesso, per favore? Tra un minuto. Senta, ha trovato una borsa nella mia macchina. No? Che tipo di borsa? Questa? Ti stavo prendendo in giro, sciocco! Mi sono presa la libertà di guardare cosa c'era dentro. Non ti dispiace, vero? No, sono solo contento che l'abbia trovata. Ecco, questi sono i tuoi occhiali. Erano tutti rotti, ho provato ad aggiustarli. E poi c'era questo. Brooklyn brucia. Sì. Mi sono presa la libertà di sfogliarlo un po'. Non ti dispiace, vero? No, certo. E se lo leggessi ti dispiacerebbe? No, si accomodi pure. Vorrà dire che avrà il privilegio di essere la prima persona al mondo a leggerlo, oltre me naturalmente. Perché non mi sognerei mai di fare una cosa del genere senza il tuo permesso. In effetti, Paul, ti rispetto troppo, anzi ti amo. Amo la tua creatività. Sì, certo. È questo che intendevo. Sì, certo. D'altra parte lei è la mia ammiratrice numero 1. Esatto, proprio così. Non ti dispiace se lo leggo con lo spirito di una fervida ammiratrice? No, va bene. Brooklyn brucia. Non sembra un titolo di Misery. Perché non è un libro di Misery. È una cruda storia metropolitana che parla di un giovane ladro di macchine, Tony Bonasaro. È una specie di antieroe, ecco. Un antieroe? Sì. Non vedo proprio come uno che ruba macchine possa essere considerato un eroe di qualsiasi tipo esso sia.
Quando l'avrà letto capirà che ha un senso. Non ne dubito. Peccato che non sia un libro di miseri. Spero che non ti dispiaccia se te lo dico, No, non mi dispiace, ma è meglio di Miseri, è molto meglio. Ci sto lavorando da 5 anni. Si dà il caso che io lo consideri la cosa migliore che abbia mai scritto. Allora deve essere proprio fantastico, Paul. Non lo so, però guardi, c'è una buona possibilità che lei sia davanti a uno dei finalisti dell'American Book Award del prossimo anno. Oh, sei buono! Io lo sapevo che eri buono, basta leggere i tuoi libri. Un uomo che riesce a creare miseri Charlstein, che riesce a dare vita a una come lei deve per forza essere buono. Senta, non è che potrebbe fare una telefonata per il conto mio? La mia gente sarà preoccupatissima per me. Certo, ma in questo momento le linee telefoniche sono interrotte a causa della neve. È ora della medicina. 2 pillole ogni 6 ore, allo scoccare dell'ora, non prima, non 5 minuti prima, ma allo scoccare dell'ora. Grazie. Siamo in una fattoria, ho sentito degli animali. Non proprio, una mezza dozzina di galline per le uova, 2 mucche e miseri. Penserai che non è molto gentile da parte mia chiamare una scrofa con il nome della coraggiosa e bellissima eroina che hai creato, ma non è stata una mancanza di rispetto, è molto socievole. Grazie. Non mi hai più detto nulla del mio manoscritto, Brooklyn brucia. Hai cominciato a leggerlo? Ho letto una 50ina di pagine. E? Non penso sia buona come gli altri. È difficile seguire la trama, non fa altro che saltare avanti e indietro nel tempo. Sai, è solo una tecnica. Esprime lo stato di confusione in cui si trova Tony. Sì, è molto confuso e questo lo rende meno interessante, non noioso. Sono sicura che tu non potresti mai creare un personaggio noioso, solo meno interessante. No, sai, è uno stile narrativo molto utilizzato nei romanzi contemporanei. Si chiama flusso di coscienza. Nient'altro? Beh, Paul, è pieno di parolacce. Una parola sì e una no è una parolaccia. Non c'è nobiltà. Ma sai, Annie, Tony vive in un ghetto, viene dalla Harlem spagnola, tutti laggiù usano quel linguaggio, sai? Non è vero! Sì. No! Ma che ti credi che io quando vado al negozio di mangime in città dico ehi Andy, dammi un sacco di quel fottuto mangime per i maiali e un sacco di quel frumento del cazzo per le mucche e poi uno stramaledetto recipiente per il latte? E secondo te lui mi risponde aspetta Andy, ti do una mano a portare fuori quei sacchi di merda e chiaramente poi vado in banca e dico alla signora Bollinger eccoti un dannato assegno, dammi 50 verdoni e vedi di muovere il culo, noia! Pensi che quando mi hanno messo sul banco degli imputati a Denver e mi dispiace che non ti piaccia il mio romanzo, ecco. Non è quello che volevo. Mi dispiace. Quello che voglio è miseri, non uno sporco racconto. Ho proprio un caratteraccio. Mi dispiace. Mi sembra il minimo. Nei libri di Miseri non usi quelle parole, perché non erano ancora state inventate allora. Un'epoca bestiale produce un linguaggio d'animali. Ma dovresti limitarti alle storie di Miseri, Pooh. Te lo dico sinceramente, da ammiratrice numero 1. Ho cancellato tutte le parolacce con la penna. Grazie.
Magari dopo continuo. Annie, non devi leggerlo se ti fa arrabbiare. Io in qualche maniera, in un certo senso, dipendo da te. Sì, è vero. Senti, il telefono ancora non funziona? No, Ormai è passato parecchio tempo. no? so benissimo da quanto tempo non funziona il telefono e vorrei tanto che la smettessi di chiedermi in continuazione se l'hanno riparato. Non sono la compagnia dei telefoni. Va bene. Mm. Annie, Che c'è? nella mia borsa c'è un pacchetto di sigarette. Lo so, sono bastoncini di cancro. Ah sì? Mm-mm. Non è che potresti portarmele? No, non voglio la tua morte sulla coscienza. E poi sei ancora ammalato. Ah, i fumatori. Non è che sei arrabbiata con me, vero Annie? Suppongo che adesso vorrai le tue filloccole di pillole. Oh sì, Annie, per favore, sì, sto soffrendo, sto malissimo, non ho chiuso occhio. Non mi ero mai reso conto di quanto calmassero il dolore, sai? Le ho portate, ma prima devo pulire per terra dove hai sporcato tu. Potresti darmi prima le pillole? Oh no, prima devo lavare e poi devo sciacquare, altrimenti il sapone lascerà il pavimento tutto macchiato. Annie, questo dolore mi sta uccidendo. No, non ti ucciderà. Ma mi hai fatto aspettare quasi 8 ore. Se non mi dai le pillole mi metto a urlare. Urla pure, ma ricordati che è solo colpa tua. Ecco. Tre nobili, 3 al posto delle solite 2. Ecco qui. Ecco. Aspetta! Mandale giù con questa. No! Su, è solo acqua di risciacquo, non ti farà male. Non ho nessuna intenzione di berla. Ma che mi hai preso per un bambino che fa le bizze? Stai scherzando? Ti assicuro che non scherzo affatto. Le riporto via. Tutta! Tutta, ho detto! Non vomiterei se fossi in te. Fino a domani niente pillole. Non mi farai più arrabbiare, vero caro? No. Ti voglio tanto bene. Oh, Cristo. Ce l'avevano al negozio! È per questo che ci ho messo tanto. L'ho aperto per leggere la prima pagina e mi sono persa nella storia. Sono arrivata a pagina 50 senza neanche sapere come. E poi ho pensato, oh, devo dargli le pillole. Starà urlando dal dolore. Sì, infatti non mi dispiacerebbe prenderle. Che stai leggendo? Il nuovo romanzo di Paul Sheldon, stupido, il figlio di Misery. L'edizione tascabile è arrivata oggi. Signore, mi sembra che sia passato un secolo da quando ho finito. La prima edizione sarà uscita mesi fa. Non tutti possono permettersi le edizioni di lusso. La prima edizione. Annie, hai fatto quella telefonata per me? Oh, Paul, mi piace da morire, è bello come tutti gli altri, anzi è meglio. È così bello che compensa l'altro romanzo. Grazie. Lo sapevo che Misery si sarebbe sposata con Rory e sono sicura che il barone Heinz che la perdonerà per averlo sposato anche se erano fidanzati. La perdona? No, non dirmelo. Voglio scoprirlo da sola. Passa sempre così tanto tempo prima che ne esca un altro. Non mi metterò a dormire finché non l'ho finito e ti darò delle pillole in più, patatine e caramelle, perché non ho intenzione di fare niente finché non ho letto come va a finire. Annie, hai fatto quella telefonata per me? Non mi è stato possibile, mi dispiace.
Non capita tutti i giorni di comprare il nuovo romanzo di Paul Sheldon. Qual è il tuo preferito fra tutti quelli che hai scritto? Non lo so, in realtà qualunque, non lo so. Oh, a me piacciono tutti naturalmente, ma se proprio dovessi sceglierne uno, è difficile. Quello che ho letto di più deve essere Misery sedotta, dove viene rapita da quell'orrendo Black John Weston. Ma il più romantico probabilmente è Misery in Francia, dove Rory la salva all'ultimo momento dalla ghigliottina dell'orrendo Conte Leroux e scappano via insieme su quell'enorme mongolfiera. Ma è il più entusiasmante, no, quello che ti fa stare di più col fiato sospeso è decisamente Misery innamorata, Sì. dove la sua sorella pazza Gwendolyn Chester le strappa il titolo nobiliare e la rinchiude in quell'orrendo manicomio. Vedi, io ero infermiera, perciò so benissimo quanto possono essere tremendi quei posti. Oh, Paul, sei meraviglioso, sei semplicemente meraviglioso. In che reparto lavoravi? Oh, un po' in tutti. Per alcuni anni ho lavorato in una casa di riposo, ma era molto brutto. Poi c'è stata tutta quella storia di Denver. Che storia, Ellie? Oh, Paul, raccontami che succede. Sono arrivata al pezzo in cui Misery viene intrappolata da una zingara, un'indovina, che però non è una vera indovina, è Gwendolyn. Sono sicura che è quella donna orribile. È lei? Le mie labbra sono sigillate. Paul, posso farti una domanda personale? Certo, fai pure. Dove le trovi tutte quelle idee? No, scusami, non volevo, cioè, è che questa è una domanda classica che fanno sempre tutti agli scrittori. Sì. Dove le trova tutte queste idee? Beh, se è una domanda talmente stupida che te la fanno in continuazione, avrai una risposta speciale, no? Non volevo dire questo. No, continua, Paul, sono tutto orecchi. Dove le trovi tutte quelle idee? Ma sai, un po' dappertutto, cose che senti, altre conversazioni, altri libri. No, stupido! Parlo delle tue idee speciali, quelle che fanno vivere il libro. Non lo so, così arrivano all'improvviso e... Dove le trovi tutte quelle idee? Da nessuna parte! Da nessuna parte! Oh, Paul, non mi metterò a dormire stanotte finché non ho letto come va a finire. Leggere i tuoi libri è come essere innamorati. No, è meglio. Che succede, Annie? Che c'è? Brutto bastardo! Che è successo, Annie? L'hai uccisa! Hai ucciso me! Come ho ucciso? Che stai dicendo? Oh signore, sì, certo. Mi ero dimenticato che il mio libro finisce con la sua... Come hai potuto ucciderla? No, Annie, non prenderla così, è morta di parto. Ecco, il suo è stato un sacrificio nobile. Ha dato la sua vita per il bambino che portava in grembo e il suo spirito non morirà mai. Io non voglio il suo spirito, voglio lei e tu l'hai uccisa! No, Annie, è solo un romanzo, non l'ho uccisa veramente. Ah no, no. e se non sei stato tu a ucciderla, allora chi è stato? Ma nessuno, è un romanzo, alla fine è scivolata via così, succede. Nei romanzi la gente non scivola via. Tu sei responsabile di loro, tu fai succedere tutto, Ma no. tu sei Dio! Oh signore, pensi proprio che sia nata ieri? Io ero un'infermiera, lo so come muore la gente. Mi sono morte tra le braccia decine di persone. Adesso è meglio che me ne vada. Non è il caso che io ti stia vicina per un po'. Non credo sia saggio. Dove vai? Se resto qui, farò qualcosa di poco saggio. Addio, Paul. Tornerai per darmi le medicine?
bisogno del Nobril, Annie! Se non mi porti le pillole, mi metto a urlare fra un secondo. Tanto lo so che sei in casa, sai? Quindi puoi anche smetterla di giocare e venire fuori. Aiuto! Qualcuno mi aiuti, per favore! Se ne guaia, Paul. Sei nella merda fino al collo, sì. Ma ce la farai, vedrai. Ne uscirai fuori. Prima o poi qualcuno verrà da queste parti, no? I Reutemann, no? Qualcuno, non lo so. Ha avuto un incidente, sì. Ha avuto un incidente con la macchina e io resterò qui tutta la vita a morire di fame, di sete o semplicemente di dolore. Oddio, signore. Voglio il Nobril, ne ho bisogno, non voglio morire qui, voglio il Nobril. Ho fame, ho sete. Ecco, vedi Paul? Sei sempre stato curioso di sapere che effetto fa bere la propria urina. Le pillole, dolore, Annie, per favore, per l'amor di Dio, aiutami, Annie, ho un dolore tremendo. Ti darò la medicina, ma prima devi fare un lavoretto. Non tormentarmi, Annie, per favore, Annie, trattami da essere umano, ho dei dolori atroci. Oh, lo so, mio caro, tra poco. Cos'è? Ti ricordi il tuo libro, Paul? Quello sporco, quello dell'antieroe? Brooklyn brucia. No. Annie è la cosa migliore che io abbia mai scritto, Annie. Mi permetto di dissentire. Ma cosa credi? Credi che non abbia fatto delle copie? Sai quanto prendo io per scrivere un libro? Secondo te quella è l'unica copia? Oh, sì, Paul, secondo me è l'unica copia. Per favore. È osceno e non è neanche un buon libro. Tu non riconosceresti una cosa buona neanche se ti sputasse in un occhio! Prima di tutto una cosa buona non mi sputerebbe mai in un occhio. Una cosa cattiva sì, ma non una cosa buona. Secondo, io so riconoscere la bontà quando l'incontro e tu sei buono, Paul. Signore, per favore, cazzo! Usa pure tutte le parolacce che vuoi, le conosco già, le ho lette. Non lo brucio. Quando brucerai il libro, allora ti darò le pillole. Doppia dose, direi, visto che non le prendi da tanto tempo. Tutto il dolore svanirà, comincerai a sentirti sereno e ti cambierò le lenzuola. Vedo che le hai sporcate tutte, non devi stare tanto comodo in quel letto. E poi cambierò anche te e a quel punto probabilmente ti sarà venuta fame. Ho fame adesso! Sto morendo di fame! E allora ti porterò un bel piatto di minestra calda e tosti imburrati. Ma non posso fare niente finché non bruci quel libro. Va bene, ritorno domani, anche se ho l'impressione che tu stia per cadere in coma. No! Vedo che vuoi fare il bambino cocciuto. Passerò domani per vedere se hai cambiato idea.
Va bene. Mi hai chiamato? D'accordo, brucialo. Oh no, non posso, anche se vorrei tanto risparmiarti il dolore. Perché no? Perché devi farlo tu di tua spontanea volontà. Perché mi costringi a fare una cosa del genere? Io non ti costringo a fare niente, poi se lo fai di tua spontanea volontà. Bravo, bravo. Oh, bravo Paul, guarda! Brooklyn brucia davvero! Oh, signore! I nazisti si comportavano così, lo sai, bruciavano i libri che non gradivano. I nazisti, Paul? Ho l'impressione che tu abbia la febbre. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. Buon Natale! Che ore sono? Le 5:30. Di mattina. Oh sì, lo so che presto, ma è Natale, non potevo aspettare. È così divertente. Oh, Paul, guarda, che sarà questo? Che sarà questo? Con affetto speciale per Annie da Paul. Sapevo che non potevi comprarti niente, ma non importa, faremo finta. Che sarà? Spero solo che ti piaccia. Paul! Ah, una macchinetta nuova del fumo per le api! Ah, allora lo sapevi che quella vecchia stava cadendo a pezzi? Lo sapevo, È così bella, sei così premuroso, sei così buono. Un regalo merita un altro regalo in cambio. Ai. Questo è per te. Scommetto che sai cos'è. Un paio di pantofole? Oh, è una sedia a rotelle perché d'ora in poi devi poterti muovere liberamente. Sì, davvero? E qualche motivo in particolare? Che cos'altro c'è sotto l'albero? Oh, Gesù! E questo che sarà? Hai indovinato? Cos'è? Lo sai cos'è? Pesa! Che c'è? Al più grande scrittore del mondo dalla sua ammiratrice numero 1. Sono io! Aprila! È una Triumph fantastica. Oh signore, è un vero pezzo d'antiquariato. Non l'ho comprata come un oggetto d'antiquariato, l'ho comprata di seconda mano, un buon affare di seconda mano. Non volevo criticare, volevo dire che una buona macchina da scrivere dura per sempre. L'ho È bella da comprato alla cartoleria, dalla penna alla carta. Non è un nome stupido per una cartoleria, ma la proprietaria, Nancy Darmond, è una donna molto stupida e anche poco per bene. Ha divorziato 2 volte e ora convive con un barista. Ecco perché quando mi hai detto che sembrava un pezzo d'antiquariato, No, volevo dire che mi piace, è bella davvero. voleva $45, ma me ne ha levati 5 perché non c'è la N. Lo vedi? Manca la N e non c'è la levetta. Vabbè, non importa. Io le ho detto che la N è una lettera molto importante, perché è una delle lettere del nome del mio scrittore preferito. E sono 2 lettere del nome della mia infermiera preferita. Oh, mi prendi in giro. Ecco qua, vedi, te la volevo che mi fa. È pesantissima. Lo so. Annie, Sì. ho sentito che c'è un televisore in camera tua, vero?
E visto che è Natale, non è che potresti portarlo qui almeno per oggi, eh? Dovrei spizzarmi la schiena, non è esattamente un televisore portatile. Ah no, che mi stavo domandando se in qualche notiziario locale avessero parlato della mia scomparsa. È che mi sembra così strano che dopo tutte queste settimane nessuno sia venuto a cercarmi. Perché nessuno è venuto a cercarmi, vero Annie? Magari con un'altra telefonata. Paul, comincio veramente a stufarmi. Te l'ho detto! Ho telefonato all'ufficio della tua agente e ho lasciato questo numero. Se non vuole richiamarti, non è un problema mio, no? Forse chiamando di nuovo... È un problema mio? No, decisamente no. Grazie, ma non abbiamo ancora finito con i regali. Ti ho preso della carta per scrivere. Oh, ti ho rovinato la sorpresa. Non importa, aprila. Organizzeremo una vera tana da scrittore. Sistemerò tutto io, Che ne dici, Che ne dici? Fantastico! E che cosa credi che scriverò? Oh, non è che lo credo, lo so. Scriverai un nuovo romanzo, il romanzo migliore che tu abbia mai scritto, Il ritorno di Misery. Sarà la mia ricompensa per averti fatto guarire e puoi iniziare oggi stesso. No, oggi è Natale. Sai quanto ho speso per farti i regali di Natale? Senti Annie, mi dispiace, ma Annie è morta. No, Misery è morta. no, non è morta. Anche quando ero furiosa con te, sapevo che non poteva essere morta sul serio, perché non potevi ucciderla veramente. Sei buono e ora scopriremo quanto sei buono. Sai cosa facciamo adesso? Ci sistemiamo sulla sedia a rotelle. No, Sì. no, non credo che potrò mai sedermi su quella sedia. No, proviamoci, Guarda che peso molto più di quanto sembri. No, non fare il bambino. Pensi che sia la prima volta che l'infermiera Annie sistema un uomo sulla sedia a rotelle? Mi fanno male le gambe, non ce la faccio. Lo so, mio caro, lo so, ti farà tanto male. Sì, su, coraggio. Piano, fai fare a me. Va bene, ecco, Oh! bravo. Oh sì. Ecco, su. Lo so che fa male e continuerà a farti male, magari moltissimo all'inizio. Piano, Annie, piano. Per il giorno in cui ti farà meno male e poi sempre meglio. Ecco, sei come nuovo. E adesso che puoi muoverti, so che non approfitterai della mia fiducia. No, certo. Oh signore. Annie. Sì? Mi prometteresti una cosa? Certo, Paul! Se scrivo questa storia per te. Questo romanzo, un romanzo bello come tutti gli altri, forse anche più bello. Sì, se scrivo questo romanzo per te, poi mi lascerai andare. Certo, Paul. Parli come se ti tenessi prigioniero. Quindi quando avrò finito potrò andarmene. Ti ho già detto di sì, no? Bene, allora siamo d'accordo, Rilegherò questo ritorno di Misery in edizione di lusso. Ci sono un sacco di caramelle per te nella calza, ma non rimpiazzarti, perché fra un paio d'ore tornerò con la più sontuosa cena a base di tacchino che tu abbia mai visto, con bacon dolce, patate zuccherate e piselli cotti in succo d'arancia, è già tutto sul fuoco. Ma ancora non sono le 7 del mattino, Quando sentirai il profumino ti verrà fame. Adesso però ti lascio solo, così puoi cercare l'ispirazione. È così entusiasmante, vero? No, non credo che comincerò oggi, Annie. Cosa? Quella carta che mi hai dato è porosa, non va bene. È la più cara che c'è, me l'ha detto Nancy. Tua madre non ti ha mai detto che non sempre le cose più costose sono anche le migliori? No, ma mi ha detto, signore intelligentone, che se compri a poco ti ritrovi con una cosa che vale poco. Annie, non fare così, Annie! A innervosirti non servirà a cambiare la carta. Stai cercando di ingannarmi perché non vuoi scrivere il mio libro. Oh signore, lo sapevo! No, Annie, se mi dai una matita ti faccio vedere qual è il problema. Ce l'hai una matita? Lo so. Sì, ecco. Guarda. Vedi come spande? Con l'inchiostro del nastro sarebbe la stessa cosa. Guarda. E vuoi metterti a strofinare con il pollice ogni pagina?
Vedi, quando uno lavora non fa altro che tornare indietro a cercare un nome, una data, una cosa da correggere e basterà sfogliare e girare le pagine per far sbavare l'inchiostro. Ah, non c'è bisogno che tu aggiunga altro, corro subito a cambiarla. Ma dove vai? Dove vai? Oggi è Natale! Nancy abita sopra il negozio, glielo farò aprire apposta per te, Ma sono no. sicuro che non sarà un fastidio per lei, anche se sta cucinando la cena di Natale per tutta la sua famiglia, perché niente può essere di troppo disturbo per te poi, niente! E siccome so che vuoi iniziare al più presto, non perderò tempo a rimetterti a letto e a darti le pillole, Ah. vado subito! Ma vabbè, dai, per cominciare va bene anche quella, su, forza, Annie. Lo so che sembro lenta e stupida, ma non sono stupida e non sono neanche lenta. Rimani qui seduto e urla pure quanto vuoi, tanto non ti sente nessuno. No. Non si ferma nessuno a casa mia, perché lo sanno tutti che Annie Wilkes è pazza e pensano che io l'abbia fatta franca e hanno ragione. Riflettici mentre sono in città a cambiare la tua frillaccola di carta e se il tacchino sarà nero come il catrame te lo mangerai tutto lo stesso, fino all'ultimo boccone, anche a costo di ficcartelo in bocca io stessa. Hai rovinato il Natale! Oh Signore, ti prego, tirami fuori di qua. Tirami fuori di qua, questa è pazza. Mi ammazzerà. Forza. Basterà una telefonata e sarai libero.
e probabilmente anche mezza ubriaca. Mi ha dato della pazza, ma ha aperto il negozio. Quella puttana prende la vara della madre per 100 dollari. Ecco la tua carta. Sei zuppo di sudore. Che cosa hai fatto? Oh. Rispondimi, che cosa hai fatto? Ho sofferto le pene dell'inferno, lo sai, Ellie? È stata molto dura. Sì. Ho provato a rimettermi a letto, ma non ci sono riuscito. Questa sedia fa veramente male. E di chi è la colpa? Mia. Ti avevo avvisato di non farmi arrabbiare. Si vive per imparare, è così che si dice, no? Sì. Beh, se vivi, imparerai. Sì, lo credo anch'io, sì. Perché tieni le mani in quel modo? Rispondimi. Ti ho fatto una domanda. Voglio il pappagallo. La sto trattenendo da quando sei uscita e non ce la faccio più. E non mi voglio sporcare di nuovo. Oh, povero caro. Annie ti ha fatto nervosire. Cattiva la tua Annie, Sì. Te lo porto subito. E anche le pillole. Eccolo. Ti serve aiuto? Ce la faccio da solo. Rory Carmichael, il titolo è Il ritorno di Misery, capitolo primo, la rinascita. Rory Carmichael entrò nell'enorme cucina del suo maniero sulle rive del Loch Dunthorpe e annunciò il suo ritorno sbattendo sul tavolo una coppia di fagiani, si tolse di dosso la camicia zuppa d'acqua e la lasciò cadere in terra senza tante cerimonie, passandosi le forti dita fra i capelli gocciolanti. Dal salone gli arrivavano le note di Chopin e all'improvviso le gocce che gli scendevano sul volto mascolino non erano più gocce di pioggia, no? Ma lacrime che presero a scorrergli al ricordo della disperata danza di Misery con l'angelo della morte. Il travaglio era stato lungo e doloroso, ma Rory si era reso conto che la sua amata moglie era vicina alla morte solo quando la levatrice lo aveva sollecitato ad andare subito a chiamare il medico. Mentre Rory si avviava con il suo passo deciso verso il salone, ringraziò silenziosamente il cielo per i sani vagiti del figlio che provenivano dal piano superiore e sorrise tra sé, sentendo la confortante ninna nanna che cantava Annabel Wilkes. Senza dubbio la migliore bambinaia di tutta la Scozia. Appena Rory entrò nel salone, Misery si alzò dal pianoforte e si tuffò fra le sue braccia. La meravigliosa cascata di capelli biondi ricadde su di lui. Rory la tenne stretta come un gioiello prezioso. Se quella terribile notte fosse tornato con il dottore anche solo 5 minuti dopo, sarebbe stato troppo tardi per la trasfusione di sangue sperimentale. Coraggiosamente Rory si era inciso il braccio ed aveva versato il sangue della sua vita nelle vene vuote di Misery. Tesoro, disse Basta, Misery. Paul. Che c'è che non va? Lo sai bene. Non ti piace? È un imbroglio. Oh, è bellissimo, ma è sempre un imbroglio. Che senso, scusami? Alla fine del figlio di Misery, Rory è andata a chiamare il dottore, questo è vero, ma il dottore non è mai arrivato, perché il cavallo di Rory è inciampato saltando quell'odiosa balaustra del signor Grigor. Rory si è rotto tutte le costole, è rimasta in terra sotto la pioggia tutta la notte. Quindi il dottore non è mai arrivato, hai capito? No, non ho capito, Henry. Volevi che Misery tornasse ed è esattamente quello che sto facendo. Insomma, mi prendi proprio per una stupida. Quando ero ragazza, il sabato andavo sempre al cinema.
Quelli che mi piacevano di più erano i film a puntate. Il mio preferito era Rocketman. Rocketman ogni settimana alla fine della puntata si trovava in guai terribili, svenuto su un aereo che stava precipitando, legato su una sedia in un magazzino che stava andando a fuoco, sul punto di finire fritto con una scarica di corrente elettrica da 10.000 volte, e la puntata finiva lì. E tu passavi il resto della settimana a chiederti come se la sarebbe cavata, come quando era svenuto sull'aereo, è rinvenuto, ha trovato un paracadute sotto il sedile e si è lanciato fuori. Così andava bene, forse non era realistico ma era giusto. Poi però ci fu una puntata in cui i cattivi hanno messo Rocketman su una macchina senza freni, hanno saldato gli sportelli e hanno spinto giù per una tortuosa strada di montagna che finiva su un burrone profondissimo. E il povero Rocketman cercava contemporaneamente di fermare la macchina e di prendere le curve e di aprire lo sportello. Poi la macchina è precipitata nel vuoto, ha preso fuoco ed è finita dentro il cielo. Ragazzi, ero agitatissima. La settimana dopo stavo in fila davanti alla porta del cinema 2 ore prima dell'orario d'apertura. L'episodio cominciava sempre con la fine della puntata precedente. Rocketman stava sprecciando sulla strada di montagna e dava spallate allo sportello per aprirla. Poi, un attimo prima che la macchina arrivasse sull'orlo del precipizio, la portiera si è aperta e lui è rotolato fuori sulla strada. Tutti i ragazzi che erano al cinema si sono messi a gridare dalla gioia, ma io no. Io ero furiosa. Questo non è quello che è successo la settimana scorsa, non è quello che è successo la settimana scorsa. Vi siete bevuti il cervello, vi è presa un'amnesia collettiva. Quello era uno sporco imbroglio. Rocketman non si era lanciato fuori da quella frilloccola di macchina e Rory non è riuscito a chiamare quel frilloccolo di dottore. Hai capito? Sì, Annie, ho capito. Hai capito, Sì, vecchio? sì. Allora lo sai cosa gente non dà. Farei meglio a sistemare le cose e niente pillole finché non sarà andato tutto a posto, perché mi sono stancata delle tue scuse. Oh, signore. Devi diminuire la dose, Paul, altrimenti prenderesti un brutto vizio. Lo peggiorerai il vizio, ma non oggi, no. Aspettiamo prima di scrivere un capitolo che possa piacere al nostro critico numero 1. Che bello. Credevi che Brooklyn Brucia fosse un buon lavoro? Erano frilloccole. Vediamo un po' che me l'ha scritto. Ecco qua. Rory non aveva veramente accettato la morte di Misery e non si era perdonato. Ma dai, ma è uno schifo, ma è una merda, ma che... Ma no, ma dai, è uno schifo. Oh signore, fammi venire l'ispirazione, ti prego, fammi venire l'ispirazione, perché sennò è un disastro. Avanti, dai, vediamo un po' che possiamo scrivere. Il ritorno di Misery. Capitolo primo. Voci dalla tomba. Vieni che ti leggo, vieni. Per un momento Rory non riuscì a capire chi fosse la figura tremante nel buio. Oh signore, perdonatemi se vi disturbo a quest'ora, ma non riuscivo a dormire. Fu solo quando il vecchio terrorizzato avanzò sulla soglia che Rory lo riconobbe. Era Clegg, il becchino del villaggio. Erano passati solo 3 giorni da quando Rory aveva visto Clegg buttare palate di terra umida sulla bara della povera Misery.
dopo lo straziante servizio funebre. Sono i rumori del cimitero, suoni orribili come un grattare. Sua signoria non riposa in pace. Rory congedò Clegg dicendogli di dimenticare quei suoni immaginari, ma pochi minuti dopo Rory era già in sella e galoppava nella notte buia. Il dolore alle costole era ancora lancinante sotto la fasciatura che il dottore gli aveva praticato dopo la sua caduta da cavallo, su quell'odiosa balaustra del signor Grigor. Le parole di Clegg da sole non sarebbero bastate a far precipitare Rory nello stato di terrore in cui si trovava, ma quando il dottore aveva esaminato il corpo della povera Misery, aveva detto una cosa molto strana. Non è per niente come Charlotte Evelyn Hyde, di questo ne sono certo. Chi è? Non c'è negli altri libri di Misery. Senti, vuoi che legga o mi vuoi fare domande? No, scusa, Ascoltami. Avevano trovato Charlotte morta nel suo giardino. Il dottore aveva affermato che si era trattato di infarto, anche se la ragazza aveva solo 18 anni. 4 giorni dopo il funerale la prostituta del villaggio, Nancy Darkmonger, ubriaca, era entrata nel cimitero ed aveva inciampato in un oggetto bianco sul terreno. Era una mano. Le dita graffiate sporgevano dalla terra di una tomba scavata di recente. La povera Charlotte evidentemente era caduta in un coma e poi si era svegliata dalla tomba e aveva cercato disperatamente di liberarsi. Mentre questo orribile ricordo gli tornava alla mente, Rory fermò i cavalli davanti ai cancelli del cimitero. Arrivò alla tomba di Misery e mentre il campanile batteva alla mezzanotte si buttò per terra e appoggiò l'orecchio sulla tomba. All'improvviso giù, in profondità, sentì un graffiare d'ego di mani contro il legno e lanciò un unico singhiozzo strozzato. Misery, Misery, sono qui, resisto. Allora, è giusto? Sì, è giusto. No, Paul, è così raccapricciante. Quella povera donna che si è consumata le dita a forza di graffiare contro il legno. Certo. Non è come gli altri libri di Misery. Lo so, e allora forse non è giusto, Amy, Che dici, tiriamo fuori il barbecue? Oh no, è meraviglioso, voglio sapere che succederà. Sì. Oh, povero caro, non ti ho ancora dato le pillole. Devi avere dei dolori atroci. Sto malissimo, Amy, ti giuro, sto malissimo. Comunque lo so perché ancora non me l'hai detta, sai? Per farmi scrivere meglio. Esatto, proprio così. Voglio il prossimo capitolo. Avrai un capitolo nuovo di zecca ogni settimana, proprio come i film a puntata. Sì, solo che ne voglio uno al giorno. Oh no, Annie, no, nessuno può scrivere un capitolo al giorno. No. Oh, tu sì, No. come quella ragazza che doveva inventarsi ogni sera una storia nuova per 1 miliardo di serie di seguito, altrimenti il sultano l'avrebbe uccisa. Scheherazade, Ti aiuterò io, metterò tutte le N, non spiccerò, scriverò con gli occhi socchiusi. No. Oh, Paul, leggimi ancora il capitolo. Mi sono stanchissimo, ti prego, ho lavorato tutta la notte e tutto il giorno. Oh, basta. sì, hai ragione, ti lascio solo. Dimmi solo quello che succederà, un po', solo un po'. Non lo so ancora, non l'ho scritto. Lo sai. No, per questo ti dico che ho bisogno di tempo. Non è che puoi forzare l'ispirazione ad arrivare così, devi aspettare che le idee si formino da sole, arrivino pian piano. Ho capito, lo sai, ma non vuoi dirmelo. Non lo so! Lo sai! È stata un'ape? È stata un'ape a mandare Misery in catalessi. È entrata dalla finestra e l'ha punta, ma tutti hanno creduto che fosse morta di parto. Una persona su 12 è allergica al veleno delle api e per alcune molto gravi. Se vengono punti vanno in coma. E forse proprio per lo stesso motivo che l'altra donna, Charlotte, era stata sepolta viva. No, Annie, no. Cioè, quindi tu vuoi dire che 2 donne completamente estranee che vivono nello stesso paese vanno in coma e vengono sepolte vive entrambe nell'arco di 6 mesi per colpa della puntura di un'ape? Sì. No, è ridicolo. Cosa?
No, Annie, l'idea dell'ape è fantastica, no, è anche molto ingegnosa, ma non è possibile che in un romanzo ci siano certe coincidenze, ma no, perché eccetto che aspetta, sì, potrebbe non essere una coincidenza. Aspetta. Supponiamo che Misery e Charlotte siano parenti, ma nessuno ne sa nulla. Aspetta, vediamo appunti. Sono sorelle o sorellastre, ma nessuno lo sa. Ecco perché le due api hanno avuto lo stesso effetto, perché sono parenti. Sì. Charlotte e Misery possono essere parenti, può funzionare. Lo sì. sapevo che era stata un'ape. Magari hanno lo stesso colore dei capelli, lo stesso colore degli occhi, chissà, ma chi nel villaggio potrebbe sapere la verità? Forse qualcuno che sa che Misery è stata sepolta viva. Lo sapevo che era stata un'ape. Misery era tornata, sì, ma non la Misery che Rory conosceva. Il veleno dell'ape pulsava ancora dentro di lei, scorreva nelle sue vene, defraudandola della sua vitalità e della sua anima. Annie, questo è buono, sai? Stasera ho in serbo per te un capitolo veramente speciale. Annie, stai bene? No. Quasi finito, sai? Sto riscrivendo l'ultimo pezzo. Lo so che non mi vuoi bene, Paul. Non sono alla tua altezza. Annie, dai, su. Vuoi che ti legga prima il capitolo stasera? Dai, forza, siediti sul letto, dai. Ti ricordi dove eravamo rimasti ieri? Sì, che te lo ricordi. Dai, sei stata così attenta, su. Vediamo un po'. Misery passò molti giorni a letto, languendo, e quando si alzò e si vestì prese ad andare in giro per la casa come uno zombie. I molti dottori che l'avevano visitata, tantissimi avevano... Annie, non ho finito, Annie! Forza, ascolta. I molti dottori che l'avevano visitata, tantissimi, si erano limitati a scuotere il capo. Rory cominciava a disperare. Annie, smettila, ascolta quello che ti dico, dai! Annie, sei malata. Perché non vai in città a farti visitare da un dottore, Quando l'ho trovato, lottava ancora per liberarsi. Adesso è in pace, immagino. Quando piove vengono in cantina, poveretti. Ah, che schifo, Quando avevo 11 anni tutta la mia famiglia è morta in un incendio. Tutti tranne me. Hai idea di che cosa si provi? No, direi di no. Diresti di no! Sono stata affidata a una famiglia orribile, meschina. Quando il mio patrigno è morto per avvelenamento da cibo ero contenta, è stato giusto. Poi, quando studiavo per dare gli esami alla scuola per infermieri, la mia compagna di stanza, non si sa come, è caduta dalle scale. Era solo una rampa, ma i gradini erano di pietra. Ho avuto il posto di infermiera in un reparto geriatrico all'ospedale St. Joseph. Non hai idea di quanto possano essere perfidi i vecchi quando sono malati e non gli va bene niente di quello che fanno. Ne sono morti parecchi, tantissimi.
E ho preferito cambiare reparto e andare in maternità. Ed ero brava poi. Ero molto brava. Ma ci sono stati altri incidenti. E ci crederesti? Mi hanno accusato della morte di uno dei bambini, un neonato che non era abbastanza grande neanche per avere un nome. Ah, ma i giornali un nome per me ce l'avevano. Mi chiamavano la strega. La polizia aveva trovato sulla gola del bambino l'impronta di una mano simile alla mia. Simile alla mia! E nient'altro. E hanno anche detto che quando erano avvenuti i decessi io ero sempre in servizio. E questo che prova? Dimmelo tu. Cosa prova? Niente, niente. Un bel niente! Sono stata in servizio miliardi di volte senza che succedesse niente. E poi io non credo che i neonati abbiano danni. Comunque, sono stata dichiarata innocente. Bene. Lo sai che cosa mi ha fatto andare avanti quando ero in prigione a Denver? Miseri! Ho riletto tutti i tuoi libri, tutti. Se non fosse stato per te, probabilmente a quest'ora mi sarei suicidata. Ecco perché quando ti ho trovato nella neve non è stata affatto una coincidenza, no. È stato un vero miracolo. È stata la cosa più bella che mi sia mai capitata, credimi. Immagino che tu voglia scappare. Beh, non puoi. No. Ma potremo andarcene insieme. Sì. Adesso vado nel capanno dagli attrezzi a prendere il fucile. Poi torno e ti metto la canna del fucile in bocca e premo il grilletto e poi faccio lo stesso con me. Magari l'altro mondo è migliore di questo. Oh, Annie, non farlo, ti prego, Annie, non farlo. Non vuoi che io finisca il libro? Penso di sì. Sì, lo finirò, così potrai leggerlo e rileggerlo quanto vuoi. Sì. Annie, sì, è vero, questo mondo è un posto bruttissimo, sì, e soprattutto quando piove, sono d'accordo. D'altra parte, come si dice, io da settimane sto soffrendo tantissimo. Tu hai sofferto! Sì. Tu non sai cosa sia il dolore, non ne hai la più pallida Ma idea. certo, niente in confronto a te. Esatto. Però tu vuoi sapere che cosa succede a Misery, vero? Sei stato cattivo. No, Annie, sono stato bravissimo, ho scritto quello che potevo. Tutti quelli che amo muoiono. È sempre così. Annie, perché non esci un po', Per caso mai torni quando stai un pochino meglio, Che ne dici? È una buona idea, vai in un posto che ti piace, che ti fa star bene, così quando tornerai avrai tante pagine nuove da leggere e tanti capitoli di Misery che saranno belli e che ti faranno felice, Il capanno. Brava, il capanno. Mi piace il capanno. Sì. Sulla porta c'è un cartello di legno che dice la casa delle risate di Annie, l'ho fatto io. È solo un piccolo capanno, ma è mio. Quando ci vado, a volte rido, ma in genere urlo. Oh Signore. Che devo fare? Qualche sistema. Devo uscire di qui. Forza bolla. Dovrei avvelenarla. Se schiaccio alcune pasticche di nori e le metto nei cereali che mangia a colazione, perderà i sensi e... Mangerebbe dal sapore, non è stupida. Dovrei incendiare la casa. Almeno verrebbe qualcuno. Certo. Quando arrivano qua su sarò arrostito come un tacchino di Natale. Oh, vaffanculo!
farlo. Sì, sì. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, ah! Oh, 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 oh. Ah, ah. Ti ho mai detto quanto sono belli i tuoi occhi, Paul? Ma immagino che altre donne te l'abbiano già detto. Donne molto più carine di me e molto più audaci nell'esprimere i loro sentimenti. Che fai, Annie? Che stai facendo? Che fa? Oh, 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 oddio! Qualunque cosa sia è fantastico! Oh, oh! È molto meglio del Novril! Annie, è fantastico! Il confronto è Novril. Questa è una Rolls Royce! Che cosa vuoi sentire prima, Paul? La bella notizia o quella brutta? Guarda la luce della luna! La bella notizia è che la tua macchina non c'è più. Ah. Ero molto preoccupata adesso che la neve si è sciolta, ma il temporale deve averla fatta scivolare nel fiume ed è scomparsa, puff, svanita. E questa è la bella notizia. E adesso che la tua macchina non c'è più, vuol dire che rimarrai qui di sicuro e finirai il libro. Ma tu vuoi rimanere? È questo quello che mi chiedo. E benché desideri nascondermi la verità, conosco la risposta. Ti ricordi quando sono andata in città perché la tua carta non andava bene? Quella è stata la prima volta che sei uscito dalla camera, vero Paul? E non venirmi a dire che non è vero, perché i capelli sono tutti spezzati. Mi dispiace, mi sto addormentando. Si può anche usare il filo, ma io ho usato i miei capelli. Se sono spezzati vuol dire che qualcuno è andato a curiosare in giro. Oh, non che la cosa mi meravigli, sapevo già che eri uscito dalla camera, lo sapevo da tanto tempo. Questa è la cattiva notizia. Bene. Se davvero non avessi preso il Novi, ti avrei trovato che urlavi dal dolore. Sì? Annie è un'infermiera e sa riconoscere il vero grido di dolore quando lo sente. Così sono andata a controllare in bagno e ho visto che mancava un flacone di Novril. Quante volte sei uscito dalla stanza, Paul? Due volte. Per favore, di
la verità. Quante volte? 2 volte solo, basta, 2 volte solo per prendere dell'acqua, delle pillole. Non hai provato a telefonare, vero? O ad aprire la porta? Beh, sappi che i capelli si sono tutti rotti e io li avevo messi in tutta casa, in corridoio, in camera mia di sopra, in cantina e nel capanno. Poi sei andato a curiosare in giro. Quante volte sei uscito dalla stanza? 2 volte soltanto. 2 volte. E sei andato anche in camera mia di sopra, vero? Ma come andavo nella camera di sopra? Abbi pazienza, Annie. Hai ficanasato e hai preso cose che non ti appartenevano dappertutto. Cerchi questo? Ho guardato sotto il materasso prima di darti il preanestetico. Ero sicura di trovare le pillole, il coltello è stato un vero shock. Ma non sei stato tu a mettercelo, vero? Ferma, Annie, come sarebbe a dire l'anestetico? Accidenti a te! Quante volte? Secondo me 7 volte! Almeno 7! Sono 7! Annie, sono 347! Vedo che vuoi fare il cocciuto. Immagino che le persone come te siano così abituate a mentire per guadagnarsi da vivere che non riescono a smettere neanche nella vita reale. Che cazzo ci fai con quella? Non avrò il tempo di suturare e un laccio emostatico non servirebbe. Non c'è un punto di pressione centrale. Devo cauterizzare. Ti ricordi di Misery in Africa, Paul? Quando viene portata in quella buia miniera di diamanti? Allora? Ti ricordi dell'orrendo signor Bloom, il grasso proprietario della miniera? E che cosa faceva ai minatori neri che cercavano di rubare i diamanti e scappare? Non li uccideva mica, no. Avrebbe perso dei buoni lavoratori. Faceva in modo che potessero continuare a lavorare, ma nello stesso tempo che non potessero scappare. Li tarpava, vero? Ed è quello che farò a te. Annie, per favore. Per favore cosa? Sei stato tu a inventartelo, signore intelligentone. Non è stata un'idea mia. Annie, ti giuro che non mi muoverò, non mi alzerò dal letto, te l'assicuro, Annie, ti prego, non farlo, Annie, per favore, non farlo, Annie! Solo un momento di dolore e tutta questa brutta storia sarà acqua passata. Annie, non farlo, per favore, fammi essere sola. Ti giuro che sarò buono, sarò bravo! Per l'amor di Dio, ti giuro, Annie! Lasciami essere bravo, Annie! Stai fermo, devo farlo bene! No, Annie! Non farmi male, per favore, Annie! Annie! Adesso non dare la colpa a me.
adesso è il momento di alzarti. Sulla convalescenza. Annie. Andiamo. Su, devi riprendere a Ce la scrivere il faccio, romanzo. mi fa Sì, male, che ce la mi fai. fa male. No, su. Andiamo, dai, che ho piano. tante cose da fare. Oh signore. Forza, forza. Qui. Oh, Dai, piano. bene. Piano, non sto bene per niente. Bravo. Aspetta. Ah. Ecco. Qua. Su. Che devo fare? Che Ti devo devi fare? mettere a lavorare. Andiamo? Il mio romanzo aspetta. La negriera, sì. Devo andare a dare da mangiare agli animali. Sì, stai andando proprio bene, poi. Stai andando proprio bene. Niente male per uno come te che non riusciva a scrivere una parola se solo aveva un po' di mal di testa o se aveva finito le sigarette. Sì. Vabbè. Forse dovresti venire a scrivere a casa di Annie tutti gli anni, sai? Miseri, vieni a mangiare, su. Miseri. Il ritorno di Miseri sarà disponibile in un'unica, limitatissima edizione di una sola copia, rilegata con la pelle dell'autore. Dai, andiamo avanti adesso, se no la tende. Che succede? Oh signore, che succede? Oh, la T. La T, prima la N, adesso la T. No, signore, la T è al secondo posto delle lettere più usate nella lingua inglese. No, signore. Vabbè, farò un reclamo in direzione, sì. Farò un reclamo in direzione, ma non chiederò soltanto di comprare una nuova macchina da scrivere. Questa volta la esigerò. Paul, non stai lavorando. Ciao Annie! Non diciamo niente? No, non chiediamole niente. Beh, no. Non la provochiamo. Con Annie non funzionano né le urla e né le preghiere. Lei ha il coraggio delle sue idee. Sì. Vabbè. Sai che c'è? Rompiti, non me ne importa niente. Rompiti, io il romanzo lo finirò lo stesso, sai. Scriverò a mano se è necessario. Scriverò sul dorso della mano. Ma tanto lo finirò, perché io questo faccio per vivere. Scrivo. E finché scriverò io vivrò. Siediti, ascolta questa. Erano successe talmente tante cose negli ultimi 2 mesi, a cominciare dallo strano arrivo del dottore Ezechia a Danthorpe Manor. Dopo la processione dei medici rigorosamente bianchi di capelli, Rory si stupì di trovarsi davanti un giovane scuro di carnagione che mostrava 7 denti d'oro sfavillanti ogni volta che sorrideva. Il dottore Ezechia non gli strinse la mano perché 10 anni prima un coccodrillo gli aveva staccato il braccio destro e lo aveva mandato giù come se fosse stata una bella bistecca, prima di scomparire di nuovo nelle acque limacciose del fiume Ogi.
Dopo aver visitato Miseri, il dottor Ezechia disse che esisteva una cura, ma solo una. In una remota parte dell'Africa viveva uno sciame di api albine giganti, sorvegliate dai Burka, una tribù di cannibali. Solo il nettare reale dei loro alveari poteva salvare Miseri. Durante il lungo viaggio verso il continente nero, Miseri era rimasta sdraiata nella sua cuccetta più morta che viva. Anche quando Rory e il dottor Ezechia avevano trasportato Miseri con una barella nelle profondi paludi dell'interno, la donna non si era quasi mossa, tanto era debole. Il quarto giorno trovarono il sentiero bloccato da una fila di teschi umani. Rory e il dottor Ezechia andarono avanti in perlustrazione e quando tornarono, Miseri era scomparsa. C'era una sola spiegazione: l'avevano catturata i selvaggi Burka. Rory non dormiva da 2 notti, dall'orribile momento della scomparsa di Miseri, e cominciava a perdere la speranza quando all'improvviso il dottor Ezechia lo chiamò. Rory lo seguì fino ad una radura e vide in basso una scena agghiacciante. La sua adorata Miseri era a meno di 20 metri di distanza, era stata legata a un palo, le braccia e le gambe brutalmente divaricate e fissate con dei rampicanti a 2 spessi tronchi di legno. Non indossava neanche un indumento, ma non era nuda, era vestita di api. Oh, basta, Paul! Miseri era stata ricoperta da una fitta coltre di migliaia di api che ronzavano e strisciavano su di lei. Finché i tamburi continueranno a battere, le api non la pungeranno e lei vivrà, disse il dottore. Ma se smettono di suonare, chiese Rory, e proprio in quel momento il battito dei tamburi cessò. Come fa a scappare? Devi scappare! Sì. Beh, forse sì, forse no. Mi stai facendo arrabbiare molto, lo sai, vero? Ma che vuoi, Annie? Ti sto scrivendo un capitolo al giorno. Ho capitoli brevi. Ma non posso andare più veloce di così. Digli almeno se il nero Ezechia sa dove si trova il padre di Miseri, dimmelo! Senti, vuoi che scriva il libro o che riempa il tuo questionario? Non usare quel tono sarcastico con me! Dimmi che succederà! Annie, se mi taglierai qualche altra cosa, io morirò. Ma non morirò per il trauma dell'amputazione, no. Morirò apposta! A questo punto devo puntare i piedi. Il piede. Perché hai cercato di scappare? Il tuo posto è qui, sì. Si sono tutti dimenticati di te. Oh, l'altro anno sui giornali hanno scritto qualche riga su di te, ma nelle pagine che nessuno legge mai. E uno stupido poliziotto, un ragazzo, è venuto a chiedermi se avevo visto qualcosa. Ma non credo che tornerà più. È venuto qualcuno! Sì, ma solo all'inizio. Poi più nessuno, ancora eri svenuto. Tutti i tuoi cosiddetti amici si sono dimenticati di te. Ma non è vero, non Sì, è vero! Sì, è come la storia di Denver. La sapevano tutti, ma se ne sono dimenticati e non gliene importa niente. Vedi, Paul, alla gente non importa niente di niente. O possono dire il contrario sul momento e sollevare un gran polverone, ma presto se ne dimenticano e non gliene importa niente. Qualcuno mi sta ancora cercando! Chi? Sì! La polizia no, hanno cose più urgenti a cui pensare che non a cercare un uomo che guidava in stato di ubriachezza. E la tua raffinata gente di New York non credo che abbia pagato delle squadre speciali per cercarti. E non c'è più nessuno, vero? Sei solo, sei come me. Non sono per niente come te! Non stiamo bene con gli altri. Parla per te. Parlo per tutti e due. No, parla per te. Ho letto i risvolti della copertina. 2 matrimoni, 2 fallimenti. Oh, hai provato a scrivere il grande romanzo in modo che tutti ti ammirassero e anche quello è stato un fallimento. La verità è che tutto è stato un fallimento, tranne Miseri. Oh, Paul, pensavo che saresti morto dopo l'operazione. Davvero respiravi a malapena. Ho dovuto rifarti la flebo di glucosio e dovevo cambiarti continuamente la fasciatura sul moncherino. Non mi daranno mai una medaglia per quello che ho fatto, ma me la merito. Dio solo sa quanto.
Non mi farai cambiare idea. Oh, perché dovrei farti cambiare idea su una qualsiasi cosa? Far cambiare idea a un uomo tanto intelligente, un uomo che scrive per guadagnarsi da vivere. Io ti ho solo tirato fuori prima che morissi congelato e ti ho steccato le gambe malate e mi sono presa cura di te e ti ho dato le medicine e ti ho convinto a scrivere il romanzo migliore che tu abbia mai scritto. E se per te questa è una cosa da pazzi, portami in manicomio. Mi hai tagliato anche il cazzo di piede. Non usare quelle parolacce con me. A me hanno insegnato l'educazione, anche se a te no. Sei fortunato che non ti abbia tagliato l'organo maschile, Ecco. ci avevo anche pensato. Già, lo so. Voglio la fine del romanzo e la voglio adesso! No! Manca un solo capitolo e lo scriverò domani. Dovrai aspettare. Domani, me lo prometti? Sì, sì. E tu mi prometti di mandarmi via, come mi hai già promesso. Ti ho già fatto la Sì, borsa. Quando mi avrai letto la fine ti accompagnerò sulla strada principale e ti lascerò al distributore di benzina più vicino e non se ne parlerà più. Lo so che mi odi e non posso cambiare questa realtà, ma io ho agito solo per il tuo bene e ti ho punito solo quando sei stato cattivo. Ti ho comprato una bottiglia di Dom Perignon per quando hai finito il libro, come tua abitudine. Costa $75 la bottiglia, ma Chucky Yoder, che ha il negozio di liquori, ha detto che è lo champagne migliore del mondo. Il vecchio Chucky se ne intende di champagne. E ti lascerò fumare anche uno dei tuoi bastoncini di cancro. Ah, sì? Te lo lascerò sul tavolo insieme ai fiammiferi stasera, Grazie. così potrai accenderla quando hai finito. Grazie, Annie, grazie. Ti amo, lo sai. Sì, come. sì, lo so. Ti amo. Sì, lo so. Non mi sento reale. 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 Paul, non stai lavorando. Esatto, ho smesso e non ho nessuna intenzione di riprendere, sai? Lo sai che cosa ho appena scritto? So solo, signore intelligentone, che non stai lavorando e me l'avevi promesso. Una parola. Fine! Sì! Oh, che bello, che bello! Oh, ti darò un intero pacchetto di sigarette e il premio che ti ho promesso. Grazie, Annie. Oh Grazie sì, tante, grazie. sei stato così bravo che ti meriti un intero giorno libero. Come? Sì, un intero giorno di riposo prima di cominciare il prossimo romanzo di Misery. Aspetta a vedere che cosa ti ho preparato. Non ho preso solo lo champagne, ma anche il caviale. Un intero barattolo di caviale. Aspetta. Annie, non puoi farmi questo, Annie. Mi avevi promesso, Annie. Annie, me l'avevi promesso. Dio. Oh, te ne danno così poco con quello che costa. Non so neanche se mi piace. Ah, sì? Ah, sì? È così saporito che ti fa venire voglia di vomitare. Non mi piace. Lo faccio. Arrivo, Paul, sto preparando tutto. Sì. Vieni. Annie, vieni.
Arrivo! Vieni a leggere il tuo romanzo, Anni, vieni. Eccomi! Vieni, è il momento di leggere il romanzo, Anni. Guarda un po' che Guarda. Paul! Il mio romanzo! Paul! Oddio! Disgraziato! Maledetta! Disgraziata! Anch'io ti amo! Anch'io ti amo! Anch'io ti Eccolo. E questo è il mio romanzo. Quelli erano i miei appunti. E questo, il ritorno di Misery. Muori! Maledetta! Ventisettesima edizione del premio per la narrativa rosa. Con il romanzo Il ritorno di Misery vince Paul Sheldon. Grazie, grazie. E non solo per questo premio, ma anche per tutte le lettere e le cartoline che mi avete mandato quando ero in ospedale. Mi sono state di grande aiuto, ve lo assicuro. Devo inoltre ringraziare i dottori del Queen's Hospital per il mio nuovo piede di plastica e dichiaro qui davanti a tutti che non sono dipendente dagli antidolorifici, come alcuni giornali hanno scritto recentemente. Beh, almeno non molto. Dopo le vendite del ritorno di Misery non avrò bisogno di scrivere per il resto dei miei giorni e, ad essere onesto, non so se lo farò. Ma se dovessi scrivere ancora, beh, ho una bellissima idea per un libro verità.